L'ex Zanusso, la gestione dell'accoglienza dei 260 profughi ospitati all'ex caserma di Oderzo passa ad una nuova coop figlia di quella che gestì Cona e Bagnoli, finita al centro di diverse inchieste giudiziarie. La sindaca: vigileremo. Provvedimento di interdizione antimafia per una ditta che lavorava nel cantiere di pediatria dell'ospedale di Padova. Si tratta di un subappalto della Genesio Setten di Oderzo, risultata estranea. Pronto a fornire il mio DNA, così il giornalista che con la sua inchiesta ha fatto riaprire il caso Una Bomber spera si arrivi alla verità. La giovane è rimasta ferita 20 anni fa sul Piave a Fagarè. Picchia e deruba l'ex fidanzata e violenza ieri notte nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso. L'uomo, un 35enne ghanese, sarà espulso. Aggressioni al personale sanitario, accolta dal prefetto la richiesta dell'ULSS di allungare fino alle 20 l'orario di apertura del posto di polizia del Caffoncello. 17enne travolto e ucciso a Paese, la procura ha chiuso le indagini, il PM si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per il poliziotto che provocò la tragedia. Siccità, pronta all'ordinanza regionale che non prevede ancora il razionamento dell'acqua ma una serie di indicazioni contro lo spreco di una risorsa che sta diventando sempre più preziosa. TG Treviso, buonasera e ben ritrovati. Partiamo proprio dall'ultimo titolo, in realtà per lanciarvi il sondaggio di Ring di questa sera, che è dedicato proprio a questa ordinanza regionale che potrebbe cambiare anche le nostre abitudini, in qualche modo tenta di farlo. Il quesito che vi proponiamo questa sera è proprio questo: siccità, siete disposti a razionare l'acqua? Diteci la vostra utilizzando come sempre i contatti che vedete in sovraimpressione. Sì, se siete disposti componete lo 0422 16 26 691, se invece la vostra risposta è no, lo 0422 16 26 690, la chiamata è sempre gratuita. Ed ora veniamo ai primi titoli del nostro telegiornale. La nuova assegnazione alla Coop figlia di Eco Officina ed Eco, una Coop che ben conosciamo anche per le diverse inchieste giudiziarie che poi ci sono state. A lei passa la gestione dell'ex caserma Zanusso e dei 260 profughi che in essa sono ospitati. C'è stato un ricorso al TAR e quindi la nuova società ha vinto il ricorso e quindi è stata rifatta l'assegnazione. Adesso bisognerà vedere se gli assegnatari del primo affidamento ricorreranno a loro volta. Eco Officina potrebbe tornare ad occuparsi di un maxi centro di accoglienza per i migranti con un nuovo nome, Echene. La cooperativa, finita al centro dell'inchiesta che nel 2019 ha coinvolto anche la prefettura di Padova, si è aggiudicata il maxi appalto da 2,4 milioni di euro per la gestione dell'accoglienza all'ex Zanusso di Oderzo. Tra i nomi che figuravano nella prima visura camerale del 2021, quello di Sara Felpati, moglie di quel Simone Morile già condannato per peculato, e Annalisa Carraro, tutti indagati per la gestione del centro di accoglienza di Cona e Bagnoli. L'ultima visura assegna la presidenza a Chiara Felpati, sorella di Sara. Tra i nomi nel CDA anche ex collaboratori di Borile. Aggiudicazione che avviene secondo le regole e che ne vince grazie a un ricorso al TAR contro Officine Sociali, cooperativa vincitrice del bando, e alla rinuncia della seconda classificata Gestione Orizzonti. Il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, riferisce: terremo gli occhi aperti. Dovessero manifestarsi dei problemi di più o diversi da prima, sicuramente chiederò che venga applicato quello che deve essere applicato. Non è che sono io che lo chiedo, deve essere una gestione controllata e su questo non voglio neanche minimamente dubitare. Resta l'amarezza per un centro sul quale stavano mettendo gli occhi già diversi investitori privati. Il futuro doveva essere un altro. Dopo 7 anni di tira e molla, oggi l'ex Zanusso è tornata a riempirsi. A prescindere da chi gestisce questa cosa, il problema è che stiamo tornando indietro, i numeri sono tornati al massimo della capienza e non si vede la fine. E sul tema questa mattina da Possagno è tornato anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Gli sbarchi continuano, così come gli arrivi attraverso la rotta balcanica, quella che preoccupa di più. Numeri insostenibili per le strutture del Veneto. Non le so dire quali saranno le dislocazioni, perché questo non è dato a sapere. Certo è che l'Europa deve battere un colpo se esiste, se vuole ancora esistere, perché è intollerabile l'atteggiamento europeo. Caserma ex Zanusso, che è stata al centro della campagna elettorale di Oderzo, il Movimento 5 Stelle chiese e ottenne un'ispezione parlamentare. Questa struttura potrebbe essere tornata tranquillamente nelle mani e nell'utilizzo della cittadinanza, invece è qui, occupata,
da dei migranti che se fossero stati gestiti con l'accoglienza diffusa oggi non sarebbero qui da anni. Esattamente qui avrebbe dovuto nascere un centro polivalente sportivo. Quell'80% di terreno di proprietà del comune fu oggetto di una lunga battaglia in campagna elettorale tra Maria Scardellato, allora candidato in lizza per il secondo mandato, e Marco De Blasis, che si presentò appoggiato anche dal Partito Democratico. Oggi nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, fresco di investitura dal leader Giuseppe Conte. A dare le prime gatte da pelare alla gestione dell'accoglienza all'ex Zanusso proprio il Movimento 5 Stelle, con la parlamentare Silvia Benedetti e il PD con Alessandro Naccarato, supportati dal ministro D'Incà. Avevamo fatto anche una richiesta con ispezione parlamentare con l'ex ministro D'Incà per verificare che poi all'interno della struttura venissero garantite almeno la qualità e comunque fossero spesi in maniera adeguata i soldi dei contribuenti. Oggi dovremo tornare di nuovo a fare quell'ispezione perché francamente abbiamo dei sospetti che la qualità e la qualità dei soldi dei contribuenti spesi non sia adeguata. L'area, quella che non ospita i profughi, era stata acquisita con una legge sul federalismo demaniale. Con l'acquisizione c'era anche l'obbligo di valorizzazione. Scardellato aveva coinvolto i privati che oggi a queste condizioni hanno deciso di lasciare. Cercheremo di spingere una volta di più le amministrazioni, perché poi alla fine le amministrazioni leghiste sono anche quelle di maggioranza oggi, per cui non possono pensare o scaricare sempre la responsabilità sugli altri. Sono loro che oggi in questo momento possono fare la differenza, che la facciano. Provvedimento di interdittiva antimafia per una ditta che lavorava nel cantiere della pediatria dell'ospedale di Padova. Si tratta di un subappalto della Genesio settenne di Oderzo, risultata però estranea ai fatti. I tentacoli della malavita hanno provato ad avvinghiare le mura della nuova pediatria, ma sono stati estirpati in tempo. Il prefetto di Padova ha emesso una misura interdittiva antimafia nei confronti di una ditta edile i cui titolari hanno legami stretti di parentela con il clan Grande Aracri di Cutro, una delle più potenti cosche dell''ndrangheta, che già negli scorsi anni aveva tentato di infiltrarsi nell'economia del nostro territorio. La ditta in questione aveva in subappalto i lavori in cemento armato del cantiere per la realizzazione del nuovo polo di salute della mamma e del bambino, lavori per circa 490.000 euro finanziati da fondi del PNRR. Abbiamo individuato un'impresa che era impegnata nei lavori di riqualificazione della nuova pediatria ed è un risultato importante sotto il profilo della prevenzione. L'appalto dei lavori della pediatria è stato affidato all'impresa Setten Genesio di Oderzo, scelta dopo una gara e verificata dall'ANAC. Alcuni lavori sono stati poi subappaltati e i nomi delle aziende, come avviene nei grandi lavori pubblici, comunicati alla prefettura. La ditta calabrese interdetta aveva iniziato a lavorare nel novembre del 2022 e subito erano scattate le verifiche del tavolo permanente della legalità istituito insieme alle forze dell'ordine. Padova è appetibile perché indubbiamente è una città ricca, una città che produce ricchezza e le mafie aggrediscono le ricchezze. E quindi l'attenzione è massima, bisogna lavorare assieme, bisogna far capire la pericolosità delle organizzazioni mafiose che vanno a mangiare ricchezza producendo ricchezza puzzolente. La misura interdittiva impedisce all'impresa di avere rapporti con la pubblica amministrazione e di poter beneficiare di fondi pubblici. Questo provvedimento è la triste conferma che Padova è una città molto appetibile per le infiltrazioni mafiose. Nei prossimi anni ci sono in programma grandi opere, 2 linee del tram, la nuova questura e l'ospedale di Padova Est, per citarne solo alcune. Abbiamo calcolato tra provincia, comune, università, qualcosa come 1 miliardo, per cui dobbiamo fare attenzione. Io ho ringraziato il prefetto, forze dell'ordine, perché è vitale che siano controllati. Noi facciamo tutti i controlli possibili, ma è chiaro che l'attività di controllo vera e reale passa attraverso la prefettura. Sono pronto a fornire il mio DNA se la procura lo riterrà necessario, così il giornalista che ha fatto riaprire il caso Una Bomber. Dopodiché, se la procura riterrà opportuno, se gli avvocati degli indagati riterranno opportuno che io dia il mio DNA, fornisca il mio DNA a prova del fatto che all'interno del reperto il mio DNA non c'è, io so qui, venite, insomma, fate quello che dovete fare. Così Marco Maisano ieri sera a Tele4, il giornalista che grazie alla sua inchiesta ha fatto riaprire il caso Una Bomber insieme a 2 delle vittime degli attentati, Greta Momesso e Francesca Girardi. Quest'ultima, che all'epoca dei fatti aveva solo 9 anni, ieri sera ha ribadito come... Per me è importante in quanto persona offesa, però è importante per tutti, perché appunto questa persona potenzialmente
potenzialmente potrebbe essere ancora all'interno della nostra società a vivere e fare la sua vita. La disponibilità ad un prelievo di DNA del giornalista, che ha potuto esaminare i 10 reperti d'indagine per i quali ieri è stata disposta la perizia da parte del GIP, arriva a seguito della richiesta dell'avvocatessa triestina Alessandra Devetag, che difende 6 degli 11 indagati nel nuovo processo volto a identificare il bombarolo che terrorizzò il nord-est italiano. Noi abbiamo chiesto un'integrazione del quesito affinché vengano inclusi nell'esame anche tutti coloro i quali sono entrati in contatto con questi reperti, quantomeno quelli di cui abbiamo certezza, per cui anche i giornalisti che li hanno manipolati. E il giudice ha accolto questa integrazione da noi richiesta. Quanto però al rischio di manipolazione dei reperti, in un'inchiesta già segnata dai fatti relativi al celebre Lamierino, di cui si sostenne fu pregiudicata l'integrità dal perito balistico Ezio Zernar nel precedente processo, Maisano sgombera subito il campo da dubbi anche su una possibile manipolazione incolpevole da parte di chi quei reperti li ha effettivamente visionati. Se c'è stata una manipolazione volontaria da parte dei giornalisti, cioè mia, direi di no, perché non ho motivo assolutamente, ma c'è stata la possibilità, questo si chiede. Assolutamente di no, perché chiariamolo, perché è bene, perché si è già sentita insomma questa voce anche da parte di... ma è un'assoluta fesseria, perché i reperti erano custoditi all'interno di buste, diciamo, adatte a questo scopo, di plastica, al cui interno c'era una custodia rigida, in questo caso di plastica, al cui interno immagino ci fosse il reperto, ma evidentemente io non l'ho aperto, quindi non posso dire sicuramente lì dentro c'è il reperto. Ecco, io il reperto non l'ho visto, ho visto semplicemente una busta, ripeto, al cui interno c'era una custodia di plastica rigida e con soprascritto reperto, numero, capello, pelo, eccetera, eccetera. Quindi insomma non vedo in che modo possa essere stato manipolato o contaminato il reperto. Torniamo a Treviso. Ha picchiato e derubato la sua ex, un 35enne straniero, è stato arrestato. Ha aggredito la sua ex nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso, l'ha picchiata e le ha strappato la borsa con portafoglio, documenti e cellulare. La donna è riuscita comunque a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. L'uomo, un 35enne ghanese, conosciuto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio nazionale, si è subito allontanato dal luogo dell'aggressione. La vittima, una donna di circa 50 anni, ha indicato agli agenti sia la descrizione del malvivente che la sua direzione di fuga. Il 35enne è stato bloccato e arrestato poco distante dagli agenti delle volanti. Accompagnato in questura per le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere. L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata. Terminato l'iter giudiziario, scatterà l'espulsione dal territorio nazionale. Il suo caso è già finito sul tavolo dell'ufficio immigrazione della questura di Treviso. Ancora aggressioni, ma questa volta al personale sanitario. Dopo l'incontro in prefettura oggi si è deciso di aprire il posto di polizia al Cafoncello come richiesto dall'ULSS fino alle ore 20. Chiediamo un'estensione dell'orario rispetto all'attuale nei presidi di Treviso e di Conegliano, in modo tale da coprire più ore. Allungamento dell'orario fino alle 20 per il posto di polizia al pronto soccorso del Cafoncello di Treviso, ancora in corso di valutazione quello per l'ospedale di Conegliano. L'incontro sulla sicurezza tenutosi in prefettura si è concluso con l'accoglimento della richiesta dei vertici dell'ULSS 2 a fronte del crescente fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. 480 gli episodi nel 2022, una ventina dei quali di violenza fisica, gli altri di aggressioni verbali, di qui la richiesta di potenziare la presenza della polizia al pronto soccorso. Di fatto l'80% delle aggressioni al personale avviene in pronto soccorso. Nervosismo, stanchezza dopo 3 anni difficilissimi per la sanità talvolta portano ad un crescendo di tensioni, specie al pronto soccorso, dove i pazienti attendono spesso per molte ore, ma, continua il direttore generale, è importante che le persone comprendano il lavoro dei sanitari. Chi può chiudere poi il percorso è sempre il medico del pronto soccorso, per cui magari una persona entra e viene vista dopo un'ora e dopo deve aspettare 3-4 ore per avere ovviamente l'esito di esami del sangue o di esami specialistici, per cui chiediamo appunto di comprendere, perché non dipende solo dal medico del pronto soccorso, dipende da una rete che deve dare delle risposte cliniche strumentali e tali da poter dire mando a casa la persona perché non ha niente oppure la ricovero. Il 17enne travolto e ucciso a Paese, indagini chiuse, c'è il rinvio a giudizio per Samuel Seno, il poliziotto che provocò la tragedia.
Sono trascorsi 10 mesi da quella tragica sera quando Davide Pavani, in sella al suo scooter, venne travolto ed ucciso da Samuel Seno, poliziotti in forza alla questura di Treviso. La procura ha chiuso le indagini e il pubblico ministero si appresta a chiedere rinvio a giudizio. Il 29enne aveva lasciato la festa del rugby paese ed aveva imboccato via Olimpia. Ad un tratto ha invaso la corsia opposta andando a investire in pieno il 17enne che aveva riaccompagnato a casa la fidanzatina. Seno all'alcol test era risultato positivo. I legali del 29enne stanno valutando i prossimi passi. Io e il collega Meneghetti stiamo valutando l'eventualità di percorrere la strada del rito alternativo, che potrebbe essere o il patteggiamento o il rito abbreviato. Adesso stiamo valutando in questi giorni, ci stiamo confrontando anche con l'interessato su questa questione. Si tratta di riti alternativi che portano ad una riduzione di pena in caso di condanna. Al termine della vicenda giudiziaria per Seno si aprirà anche quella relativa alla Polizia di Stato. Naturalmente la disciplina del trattamento della Polizia di Stato è quella di riprendere in mano la vicenda una volta che l'aspetto penale si sarà concluso. È previsto naturalmente un procedimento amministrativo nei suoi confronti alla fine, in cui la Polizia di Stato valuterà l'esito del procedimento penale per valutare anche eventuali provvedimenti nei confronti di Seno Samuel. I legali hanno spiegato che presto scioglieranno la riserva sui riti alternativi. È questione di pochissimi giorni, anche perché purtroppo il tempo incalza, perché sappiamo che è prossima la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare, quindi è questione di pochissimi giorni. Stiamo arrivando a una conclusione qua a breve. Intanto il 29enne è seguito da uno psicologo. Lui dice sempre: io vado a letto con quel pensiero, mi sveglio con quel pensiero e ho sempre questa tristezza per quel maledetto 8 maggio. Parliamo di siccità, c'è l'ordinanza regionale per il razionamento dell'acqua, vediamo di che cosa si tratta con il servizio di Marta Marangò. L'ordinanza la firmerò, se non stasera, domani. È già scritta, ovviamente siamo in un livello di allerta lieve, non siamo ancora in un livello di allerta che mi permette di firmare un'ordinanza imponendo dei razionamenti. Non lo vorrei mai fare, spero che piova. Però comincia a esserci un'ordinanza, vi anticipo già, che dà delle indicazioni. Siccità, pronta l'ordinanza regionale che al momento non razionerà ancora l'uso dell'acqua, ma darà una serie di indicazioni ai cittadini e alle istituzioni per non sprecare l'acqua. Tanto per dire l'irrigazione dei giardini piuttosto che il pozzo artesiano a gittata continua che sta lì a continuare a sprecare acqua quando si potrebbe magari chiudere con una saracinesca, con una valvola, evitando lo spreco dell'acqua. Sul fronte delle perdite della rete idrica di Irrigua denunciate dal Codacons con un esposto alla Corte dei Conti, Zaia auspica un nuovo piano infrastrutturale. Questo induce a pensare a un piano vero, io l'ho chiamato piano Marshall, di infrastrutturazione nuova, magari più vicina all'aridocoltura, quello che usano in Israele, e quindi micro irrigazioni a goccia piuttosto che grandi reti di scorrimento che perdono tanta acqua. Intanto si continua a discutere di un piano a medio e lungo termine per raccogliere ed immagazzinare l'acqua piovana in grandi invasi e laghetti, con i consorzi di bonifica che sollecitano interventi urgenti. Non è possibile che in Veneto, solo perché non c'è mai stato il problema, si accumuli il 4-5% dell'acqua che cade piovana contro un 10-11% che c'è a livello generale di paese. Noi dovremmo arrivare al 50% per essere tranquilli. In Sardegna l'hanno fatto, in Sardegna riescono ad accumulare l'acqua che serve per 2 anni di siccità, perché non lo possiamo fare in Veneto? Andiamo in pubblicità, pochi secondi e torniamo qui. Ben ritrovati, ripartiamo dalle nuove professioni sanitarie. Oggi a Quinto di Treviso il convegno e l'annuncio di nuove assunzioni. Il prossimo anno noi passiamo 200 infermieri per corso,
ne mancano, perché sappiamo che rispetto alla media europea l'Italia è quella che ha meno infermieri in assoluto. Se ne è parlato anche al convegno delle professioni a Quinto di Treviso. L'US 2 si ritroverà presto un centinaio di infermieri in più da qui al 2026 con l'approvazione della Regione e la spinta del PNRR. Teniamo conto che per fare queste cose che sono importanti perché portate avanti il PNR servono però le risorse umane, perché il sistema cammina con le risorse umane, cioè una buona sanità è fatta da strutture, da tecnologie e quindi da telemedicina, che sicuramente ci aiuterà molto. Il mondo della scuola superiore ha bisogno di conoscere quali sono le professioni sanitarie, perché non sono solo gli infermieri, sono le ostetriche, le assistenti sociali, le assistenti sanitarie, insomma sono un'infinità di popolo che lavora all'interno della US 2 e per i quali è giusto far conoscere la loro attività. Promuovere la cultura sanitaria all'interno dell'azienda e far conoscere quanto di buono è stato costruito con le professioni sanitarie. Giornate in meet con gli studenti delle superiori e far vedere quali sono i canali di laurea sono gli obiettivi principali del progetto. È partito il primo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia, abbiamo 6 anni attivi a Treviso e quindi sulla spinta del mondo universitario anche il mondo delle professioni sanitarie si sta facendo conoscere. Si punta molto sulla tecnologia per attrarre i giovani nel mondo del lavoro sanitario e sui test universitari d'ingresso c'è ancora da discutere. Agiamo in un contesto nei quali i test universitari forse troppo generalisti sono poco adatti ad uno studente che entra a far parte delle professioni sanitarie o di medicina. Dobbiamo secondo me adattare dei test universitari che parlino la lingua delle professioni sanitarie e della medicina, non la lingua della storia, della letteratura italiana, della matematica. Siamo al caso delle polemiche sulla sicurezza, ce ne sarebbe bisogno ancora sollevato da Fabio Crea, Fratelli d'Italia, durante una delle nostre prime edizioni con Nicola Zanetti. Su questo tema ieri si sono confrontati Alessandro Manera, l'assessore leghista, e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Montuori. C'è stato un fraintendimento. Noi riteniamo che il tema sicurezza sia un tema che va affrontato sempre, perché per noi il livello di sicurezza da raggiungere è quello criminalità zero. Si litiga ogni tanto, non possiamo far finta che non discutiamo mai. C'è stato un confronto, ma un confronto può essere anche un confronto positivo alla fine, non è che deve essere sempre un confronto, perché altrimenti racconteremo anche storie che non stanno in piedi, noi siamo anche persone sincere tutti qui. Io ho mio padre, i miei genitori, ci ho abitato anch'io, che abitano a 50 metri da là, non mi sembra, e mio padre abita ancora là e mio nonno abitava là, quindi magari il cittadino Crea, proprio sotto casa sua, lamentarsi di cosa succede, magari deve parlare un po' più in generale della città. Crea esce dai ranghi dicendo le cose e Giuseppe ha detto una cosa diversa, ha detto bisogna lavorare tutti assieme se uno esce fuori dal coro, io non esco fuori dal coro del mio partito, cioè io rispetto quello che mi dice il segretario. E se qualcuno del suo partito esce fuori dal coro dovrà confrontarsi con lui più che con me. Ma siccome lo conosco un po', se si è arrabbiato il sindaco, forse i toni sono stati... Ma di fatto, guarda, forse come capita, come dici tu, a volte si usano dei toni un pochino più alti, proprio perché si sente il problema, lo si vive più in maniera personale, quindi si dice questo. Consiglio Comunale a Treviso, oggi pomeriggio andiamo con le immagini a Palazzo dei 300, vi facciamo vedere questo piccolo estratto perché oggi è l'ultima seduta di Consiglio Comunale dello sceriffo Giancarlo Gentilini, lascia all'età di 94 anni. Vi facciamo sentire questo piccolo estratto. Barriera data dall'età, perché ogni cosa comincia ma poi finisce. Ma non crediate, carissimi cittadini, perché voi rappresentate tutti i cittadini trevigiani, che io vi molli. Io continuamente ogni giorno mando i miei messaggi di amministrazione, di amore, di affetto, e quindi anche per la prossima tornata elettorale mi raccomando di far tesoro di quello che Gentilini ha espresso e quali sono i problemi da risolvere. Rientriamo in studio, siamo a Possagno, ora invece con l'ex alberghiero Maffioli, che diventerà un centro multidisciplinare di eccellenza per la preparazione paralimpica e per l'avviamento ad attività rieducative e motorio-sportive. Vediamo di cosa si tratta.
La nostra regione per le Olimpiadi di Milano Cortina e le Paralimpiadi invernali si sta preparando ad ospitare migliaia di atleti pronti a contendersi un posto nel podio, ma il 2026 sarà anche un'occasione destinata a fare cultura inclusiva oltre che sport inclusivo, che può e deve lasciare un'eredità al territorio e alla comunità che la ospita. Come il nuovo centro in Cavanis presentato dalla Regione Veneto e dal Comitato Italiano Paralimpico, la cui realizzazione diventerà realtà a Possagno. Oltre ad ospitare l'allenamento dei team internazionali, in Cavanis diventerà in primis un centro unico nel suo genere, dove riabilitazione, sport, attività motoria adattata, educazione artistica e musicale andranno a fondersi in un innovativo modello di presa in carico multidisciplinare dedicato alle persone con disabilità. Il progetto si attuerà con il coinvolgimento dell'INAIL nazionale e l'accesso ai fondi europei e diventerà punto di riferimento nazionale. Visto che c'è il sogno di poterlo realizzare entro il 2026, il valore di riuscire a dimostrare con intelligenza che si può sfruttare un grande evento sportivo come quello olimpico e paralimpico per lasciare qualcosa in termini di legacy importante. Un valore dal punto di vista sportivo perché si immagina di poter che questo centro possa rappresentare non soltanto una risposta sotto il profilo sociale ma anche sportivo in termini di avviamento alle attività fisico-motorie sportive di tanti ragazzi disabili, un valore politico perché dimostra a mio modo di vedere come una volta che si sa far squadra, mondo dell'imprenditoria, della cultura, dello sport e della politica, si possono avere ogni tanto anche delle buone idee. Il presidente Zaia nell'occasione ha ribadito la volontà di usufruire del velodromo di Spresiano per il pattinaggio su ghiaccio delle Olimpiadi, che con poche spese potrebbe divenire il centro di ghiaccio più grande d'Italia. Siamo ai servizi che arrivano da Belluno e provincia. Doccia gelata sui confini della Marmolada. Il TAR del Lazio conferma lo spostamento del tracciamento disposto dal decreto del presidente Pertini, salve le stazioni di Punta Rocca e Punta Serauta che restano in Veneto. Pietra tombale sui confini del ghiacciaio della Marmolada l'ha stabilito il TAR del Lazio, che riunendo le motivazioni sui ricorsi proposti dal Comune di Canazei e dalla Regione Veneto ha stabilito che il tracciamento tra Rocca Pietora e Canazei è quello sancito dal decreto presidenziale firmato da Sandro Pertini nel 1982, che in sostanza spostò il confine sulla Marmolada in favore dei trentini. Amaro il commento del sindaco di Rocca Pietre, Andrea De Bernardin. La reale sentenza l'hanno fatta i soldati che su quella montagna hanno combattuto e che nel 1917, momento cruciale per la guerra in Marmolada, ambedue gli eserciti, quindi italiano e austriaco, avevano in mano la medesima cartina col fronte che passava sul confine trasversale, quindi il vecchio confine ante decreto presidenziale. Una vicenda giudiziaria lunga e estenuante, quella sui confini del ghiacciaio della Marmolada, iniziata nel 1973. Nullo l'accordo dell'Aigalan del 2002, che tentarono di pacificare politicamente gli animi modificando i confini a favore del Veneto. Mi viene da dire che è inutile fare le guerre, ma vediamo di mettere le firme che risolvono la questione sicuramente più velocemente e con meno dispendi di energie e di vite umane. Il TAR del Lazio ha ritenuto che gli scostamenti rispetto alle indicazioni della Commissione internazionale del 1911 e dai precedenti cartografici appaiono pienamente legittimi in quanto operazione non innovativa ma correttiva della precedente demarcazione svolta con precise e accurate tecnologie. La sentenza fissa un punto a favore di Rocca Pietre e riguarda le stazioni di Punta Rocca e Punta Serauta. Almeno questo siamo riusciti a farlo, cioè a non far passare il confine proprio in mezzo alle due stazioni che, capiamo tutti perfettamente, creerebbe dei grossi problemi anche amministrativi di gestione della nostra funivia di Malgacciapella e di Punta Rocca. C'è il rischio concreto che la sede dell'INPS di Feltre diventi un vero e proprio punto informativo. È la denuncia dei sindacati uniti CGIL, CISL e UIL.
Si fa presto a parlare di spopolamento, della necessità, meglio dell'urgenza, che la provincia di Belluno torni ad essere attrattiva come un tempo e non un territorio ai margini dello stivale, quando la resa dei conti è oramai sotto gli occhi di tutti. Chiusura di presidi territoriali, di servizi sociosanitari e di uffici pubblici sono diventati una costante intollerabile per chi ha deciso di continuare a vivere in montagna. Alle enunciazioni di principio non stanno corrispondendo azioni concrete. L'ultima questione a destare forte preoccupazione è la notizia anticipata da questo telegiornale la settimana scorsa della ipotesi non più remota di trasformazione della sede INPS di Feltre in punto informativo a causa della carenza di organico dell'istituto. Non c'è una mobilitazione vera in qualche modo per salvaguardare quello che c'è sul territorio, perché la questione della sede di Feltre che si vorrebbe trasformare in punto INPS è esemplificativa del fatto che se nessuno, voglio dire, in qualche modo si oppone, bisogna salvaguardare i servizi che ci sono nel territorio. Una scelta grave, afferma la segretaria della Camera del Lavoro di Belluno con i colleghi Paglini e Ferraro di Cisle Will, che chiedono a gran voce che tutti i portatori di interesse, legacy provincia, parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali, si adoperino per arginare l'impoverimento dei servizi sociali ed essenziali sul territorio bellunese che impatta pesantemente sulla qualità di vita della popolazione. Io penso a quella popolazione, soprattutto quella anziana, ma non solo, che dalle zone più periferiche della provincia di Feltre deve venire a Belluno perché per fare una pratica che gli serve e che deve fare l'INPS, perché la sede di Feltre non sarà più così operativa come è adesso, non è accettabile. Domani la questione sarà sul tavolo del Comitato Provinciale INPS che rappresenta le parti sociali. La battaglia è al fianco dell'Istituto per la salvaguardia del patrimonio di servizi che presto potrebbe svanire nel nulla. Dobbiamo unirci per evitare questa ennesima perdita di servizi. Iscrizioni ferme, serbatoi di sicurezza in ritardo, rischia di saltare il rally bellunese in programma il 1° aprile, 1 e 2 aprile, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale della corsa. Stavolta il cavillo è legato alle disposizioni imposte dalla federazione che sta mettendo in ginocchio l'intero mondo del motorsport. Ieri sera abbiamo 15 iscritti e non sappiamo dove. Se non arrivano gli iscritti, non arrivano le macchine, come si fa a fare una gara con 15 macchine? Parla Brick, il pluricampione di rally e di tutte le tipologie di corse automobilistiche, oggi colonna portante della Tre Cime Promotor, la società che organizza il rally bellunese e la cronoscalata del Nevegal. E il suo è un grido di rabbia mista a dolore perché il mondo del motorsport rischia di finire in ginocchio a causa delle disposizioni imposte da ACI Sport e FIA. La federazione che ha imposto che tutte le macchine di una certa età, tipo le Peugeot, le Renault, che hanno 10, 15, 20 anni, devono sostituire il serbatoio della macchina, montando un serbatoio di sicurezza al posto di quello originale. Una decisione assunta per ragioni di sicurezza da ACI Sport dopo la tragedia occorsa all'equipaggio ticinese a bordo della Renault Clio R3 Albarelli Ronde, che ha imposto standard più elevati. Peccato che in Italia ci siano solo 3 costruttori di serbatoi, tutte aziende artigiane che non riescono a far fronte alle richieste presentate per le oltre 6.000 vetture alle quali non viene riconosciuta l'omologazione della casa costruttrice. È per questo motivo che le gare di rally del circuito nazionale sono sul filo del rasoio. Le ultime competizioni annullate sono state nel Veronese, il Benacus e il Bardolino. La prossima a saltare, in programma l'1 e il 2 di aprile, potrebbe essere il rally bellunese, a pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale. Adesso ci sono altre gare che sono in programma questo fine settimana che hanno 30-40 iscritti. Con 30-40 iscritti non fai niente, anche perché, anche ad esempio noi al bellunese abbiamo bisogno di 185 commissari che ci costano una follia. Senza serbatoi di sicurezza montati, ovvero in virtù della proroga fino al prossimo 30 giugno, senza l'esibizione del buono d'ordine del costruttore esclusivamente per le gare di velocità in salita e di slalom, ai piloti delle auto più piccole non sarà consentita la partecipazione alle competizioni, il che equivarrebbe al de profundis per il settore del motorsport e dell'indotto. A noi non ci sta bene, cioè qua veramente rischiamo di chiudere quest'anno e anche il prossimo, perché dopo non si va da nessuna parte. La discriminazione è tutta all'italiana. Sì, perché questo fatto sta succedendo solo in Italia, non sta succedendo in Francia. In Francia si stanno facendo le gare con 200 macchine.
C'è un appuntamento da non perdere giovedì sera in diretta su Antenna 3 alle 20:45. Vi racconteremo il processo a Veccia da Ponte Dante, l'evento di metà quaresima come sempre organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano per mettere alla sbarra la vecchia signora, quest'anno chiamata Baronessa Marietta, e contestarne simpaticamente le malefatte. Il tutto condito da canti e balli della tradizione. L'appuntamento è per giovedì dalle 20:45 in diretta su Antenna 3. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo come sempre alle previsioni del tempo. Intanto buona serata in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia e torna dunque il tempo stabile anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 15 marzo. Sul Veneto sarà decisamente più asciutto, con qualche annuvolamento inizialmente, ma con significativi spazi di sereno a seguire. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime invece comprese tra gli 11 e i 16 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso, prevarrà comunque il sole ovunque. Sulla zona montana soffierà vento da nord moderato, bora anche sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto il tempo sarà soleggiato, vedete, con addensamenti più consistenti, e lungo la cresta di confine saranno possibili anche dei rovesci nevosi. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.